Buongiorno a tutti! Siamo nel periodo natalizio e come nostro solito facciamo dei dolci tipici siciliani di questo periodo. Per esempio cuciniamo i pasticciotti, i cuccidati, gli amaretti. E oggi che cosa faremo? Cosa vuoi tu? Non lo so, facciamo le cuccidate? Facciamo la cucciolata, Quindi di cosa abbiamo bisogno per la fare? farina, burro, zucchero, ammoniaca, sugna e uova. Allora prendiamo la farina Mhm. e mettila sulla tavola Ok, e sto qua. smorzala. Sì. Quanti grammi di farina sono? E facciamo 1 chilo. 1 chilo di farina. Sì. Ora mettiamo 200 grammi di sugna. Devo fare Sì. la puncolina? Fa la congolina, mette 200 grammi di sugna e 100 di burro. Ok, qui sono 200 grammi di sugna Sì. Ora strofinala. assieme alla farina. Sì. Un po'. Io mentre preparo le uova divido il rosso con bianco. Impara così, strofina, così, strofina. Figliolino. Prende la farina e strofina, forza. Così. Nonna, ma chi te l'ha insegnata questa ricetta? Quando hai iniziato a farla? Era piccolina e lo faceva mia mamma. E te l'ha insegnato tua madre? E guardando mi ho imparato. Ci aggiungiamo lo zucchero. Mettiamo lo zucchero, E dopo lo zucchero? pigliamo un pochino d'acqua. Ok. Nel mentre io mischio lo zucchero alla farina. Ora ci mettiamo l'ammoniaca. Batte con le manine Qua dentro? sì, e le svolte nella farina. Comincia. Così? Te. Devo aggiungere l'acqua. Certo, un pochino d'acqua e basta. Raccogliela. Sì? Sì. Devo stringerla. Così. E gliela chiudiamo. Ok. Ma nonna, questo è l'impasto simile a quello che abbiamo fatto dei pasticciotti? O è lo stesso impasto? Un po' simile. E cosa cambia fra i pasticciotti e i cuccidati? Le pasticciotte ci mette qualche un uovo in più e si riempiono Con di la zuccata. Cucinata si riempiono di fichi, Ah, la marmellata di fichi? marmellata di fichi. E all'interno mettiamo quindi questa marmellata di fichi. Con aromatizzata con l'arancia pure, con cioccolato. Con l'arancia, il cioccolato, la cannella, scorcia di limone o anche mandorle tostate. E anche cambia la forma perché il pasticciotto è rotondo mentre il cuccedato è Cucinato è nel lungo. Come impasto è perfetto. Ah, ok. Ora Lo passiamo qua. mettiamo un poco a riposare, E per quanto tempo? 1 ora, 2 ore, 30 minuti, Quanto abbiamo tempo? Quanto vogliamo? e si prepara la marmellata. Si prendono Ah, i fichi. Quindi dobbiamo preparare ora il ripieno. Certo, ora prepariamo il ripieno. È bello morbido, vedi? Sì. È bello morbido. Mettiamo qua.
e te la riposare. Ok, lo facciamo riposare. Adesso continuiamo. Continuiamo. Facciamo il condimento, quindi. Dobbiamo mettere la marmellata di fichi, Sì. poi un po' di scorcia d'arancia, la grattuggio. Sì, grattugia un po' di scorcia d'arancia. Mezzo cucchiaino di pepe. Ora mettiamo le mandorle gitate, tostate. Per fare un pochino la cosa. Il mattarello? Un mattarello. Sì. Sì. Lo mettiamo qua dentro? Sì, unisce tutto. Ok. E questo è il ripieno pronto. Quindi questo è il ripieno dei cucceddati. Iniziamo con la preparazione dei cucceddati, o anche chiamati buccellati in diverse parti della Sicilia. Ora stendiamo la pasta. Così vede. Un po' di marmellata, prendi la marmellata, mettila così, Si stende. si chiude Ok. e si dà la forma del cucinato. Quindi si modella e ha questa forma. E ha questa forma. Ora si mette in un forno. Si chiude. Quindi tipo a mezzaluna, diciamo. Ah, e altre forme quindi ci possiamo dare. Accetto. E poi con coltello si fanno i disegni. Ah. Quindi la schiaccio, giusto? Schiaccia, E la stendo. Così va bene. Oppure calca la doppia. Così? Più fina, più fina. Così. Oh. Tieni qua. Metto questa, Boh, la stendo. qua, metti il cannellaggio. Quindi la faccio così Sì, e la rotolo. e la rotola. Poi faccio così. E fa così. Questa Ah, si venga schiaccia. così. Ah, ok. Poi faccio i disegni. Vabbè. Così. Aspetta. Abbiamo finito di fare le cucceddate, sono questi e hanno appunto varie forme diverse. E adesso ci è avanzata un po' di pasta. Quindi che cosa facciamo con questa pasta avanzata? Facciamo delle cuccinate che si chiamano mustazzole. Ah, quindi sono una variante dei cucceddati. Altra forma. Mettiamo la marmellata di La fichi. marmellata di fico a lunghezza. Così. Si toglie quindi la pasta in eccesso per In fare i eccesso. bordi. Si chiude così. Anche questo lato.
si rivolta Ok. e si tagliano a pezzetti. Così? Sì. E questi sono i mustazzola. Quindi adesso che sono pronti mettiamo i biscotti in forno a 180 gradi per 15 minuti. 15 minuti. Sopra però ci dobbiamo mettere la lustrata, Certo. che è una glassa fatta con lo Bia- zucchero a velo E bianco d'uovo. e l'albume dell'uovo. E poi ci mettiamo dopo caramelline oppure avendo un poco di cannella sopra Ah, per decorare. per decorare. Allora adesso li inforniamo. Abbiamo sfornato i La cucinati. cucinata, ora facciamo la lustrata. Ok, la glassa. Prendiamo il bianco d'uovo, si batte un attimo, il zucchero a velo. Aggiungiamo quindi 2 gocce di 2 limone. goccette di limone. Sì. Abbiamo preparato la glassa con zucchero a velo e gli albumi d'uovo e deve avere appunto questa consistenza. E si deve mettere sopra i zuccherini. Noi continuiamo a decorare i nostri biscotti e quando saranno pronti, quando la glassa si solidificherà. Vi auguriamo buone feste, e un buon Natale, un felice anno nuovo e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao! Tu dici me so che ci vuoi. Prima aspettato. Ma cambia! Agatha, al contrario si fa. Così si fa, Agatha.